Un saluto a tutti gli ascoltatori della web TV Esplora e Ama. Come di consueto stiamo trasmettendo dal Record Space di Città Fiera e siamo ad un nuovo appuntamento con la nostra trasmissione A Tu per Tu, dove incontriamo le persone che nel panorama regionale svolgono un'attività che può dare in qualche modo rilievo e visibilità nei vari settori, quindi può essere l'artigianato, l'industria, la cultura. Ecco, oggi abbiamo qui ospite, e lo ringrazio per aver accettato il nostro invito, il dottor Ugo Falcone, che è presidente del Circolo Culturale Quintino Sella e del Comitato Internazionale Giulietta e Romeo in Friuli. Buongiorno dottor Falcone. Buongiorno a lei, eccoci qua e un buongiorno anche ai Ai nostri telespettatori. telespettatori. Allora, noi oggi parleremo di economia e cultura perché la sua attività è legata all'ambito culturale e quindi vorrei partire proprio dalle associazioni che lei presiede e quindi se vuole un attimino così parlarci del Circolo Culturale Quintino Sella in primis e poi del Comitato Internazionale Giulietta e Romeo in Friuli. E qui un approfondimento un attimino più dettagliato perché soprattutto l'ultimo anno e mezzo, se non erro, c'è stato proprio un grande incremento delle attività legate a questa associazione, perché esiste una genesi che vorrei anticiparvi io, e cioè che Giulietta e Romeo, in realtà questa meravigliosa storia di questi due innamorati famosissimi che tutti legano a Verona, in realtà è nata in Friuli, Venezia Giulia. Il protagonista principale, Luigi da Porto, è veneto e friulanissima è la Lucina Savorgnan, che è appunto friulana. Si incontrano ad un meraviglioso ballo e quindi è proprio in piazza Venerio, se non erro. Quindi documenti storici, testimonianze hanno proprio dimostrato che i natali di questa coppia sono qua in Friuli. Da qui è nato questo bellissimo progetto che tra l'altro anche noi come Esplora e Ama abbiamo sposato come media partner, e però io do l'onore al presidente dell'associazione di parlarcene e poi naturalmente anche del Circolo Quintino Sella, perché parliamo poi di cultura a 360 gradi. Sì, allora l'International Committee Romeo and Juliet in Friuli, perché la denominazione di questa associazione di promozione sociale è in inglese proprio perché ha come obiettivo quello di travalicare i ristretti limiti territoriali del Friuli, di aprirsi in ambito nazionale e internazionale, tanto che abbiamo anche un comitato d'onore che è costituito da studiosi e giornalisti europei. Io lo presiedo questo comitato internazionale, ricordo che però l'anima è stata ed è tuttora il vicepresidente, il dottor Albino Comelli, e poi il segretario, dottor Gregorio Grasselli. Poi abbiamo tanti altri soci che sono o appassionati o loro stessi hanno iniziato a fare delle ricerche negli ultimi anni, ma chi è da 20 anni insieme all'illustre professore inglese Cecil Clough, adesso purtroppo deceduto qualche anno fa, è stato appunto il dottor Albino Comelli che, riprendendo gli studi di questo docente inglese, ha poi portato alla ribalta locale la storia di colui, Luigi da Porto, che era nato in provincia di Vicenza, ma le cui origini erano friulane anche di Luigi da Porto, perché poi Luigi da Porto e Lucina Savorgnan erano cugini di secondo o terzo grado, quindi erano comunque alla lontana imparentati. Ecco, le origini erano comunque sempre in Friuli. Quindi anche da parte di Luigi, sì, nonostante i natali in Veneto, aveva queste origini. Le origini delle famiglie erano... Poi una volta ci si sposava, no? Fra cugini, fra parenti, ma non è uno scandalo. C'era no? un motivo economico, perché l'asse ereditario e quindi i beni che venivano ereditati e venivano trasmessi con il matrimonio, si cercava di mantenerli all'interno dell'asse ereditario delle stesse famiglie, ecco, quindi come i da Porto, i Savorgnan, ma potrei citare tantissime altre famiglie nobiliari che ancora oggi esistono, che si sono per secoli trasmesse l'eredità e i vari lignaggi, proprio facendo sposare cugini, nipoti, eccetera, eccetera. Ecco, per tornare a Giulietta e Romeo, ecco, il Comitato Internazionale proprio un anno fa si è presentato
alla stampa con una grande conferenza stampa in Palazzo d'Aronco, e da lì è iniziato poi tutta una serie di attività. Abbiamo dato il nostro partenariato a diversi progetti, alcuni addirittura li abbiamo vinti in prima persona, ma quello che voglio sottolineare è stato il nostro partenariato, anche poi abbiamo organizzato 3-4 appuntamenti in prima persona, a un festival, a una rassegna culturale di quest'estate che si è chiamata prima edizione di Vox Populi, dove il nostro comitato internazionale è stato uno dei bracci operativi, ha organizzato 3-4 iniziative molto importanti, tra cui in partenariato anche con voi, che è servito proprio per lanciare sul territorio in maniera sì scientifica ma anche in maniera divulgativa la vera storia di Luigi da Porto e di Luigina Savorgnan in Friuli. Ecco, siccome noi siamo partiti proprio parlando di economia e cultura e le due cose sono legate, questo percorso è molto importante perché fa da traino a quello che è il discorso del territorio, di promozione del territorio, perché questo percorso che parte dal Veneto di Sisnoda fino in Friuli coinvolge alcuni comuni con un progetto molto più ampio, e quindi anche le attività che sono in questi comuni, anche il movimento del turismo, cioè ne beneficiano. Quindi non è un progetto nato così per dire che bello, noi siamo quelli che abbiamo le origini Giulietta e Romeo. In realtà c'è un progetto molto ma molto più importante sotto, legato al rilancio del turismo e del territorio, vero Ugo? Sì, ha detto bene, perché questo comitato, oltre a far conoscere scientificamente, ma già scientificamente ci sono già stati appunto volumi, articoli, convegni, noi stessi siamo stati promotori di alcuni, con la Società Filologica Friulana abbiamo fatto già 2 conferenze all'interno della settimana per la culture friulane, abbiamo inserito 2 nostre conferenze in queste 2 ultime edizioni, quindi abbiamo già, ecco, in ambito scientifico siamo già noti, però volevamo che oltre all'ambito strettamente storico-culturale si abbracciasse e potessimo dare un supporto anche alle attività ricettive e turistiche, perché se a Verona c'è il mito e noi non vogliamo gareggiare con Verona perché sarebbe una battaglia impari, ma se Verona continua a mantenere il mito e noi ci riappropriamo invece della storia vera, della storia con la S maiuscola, le due cose possono essere compartecipate, possono convivere e dare un indotto lavorativo che già Verona ha di per sé, ma dare un indotto lavorativo anche qui nel nostro Friuli. E questo è importante facendo cosa? Rete. Lo abbiamo fatto con Esplora e Ama, lo abbiamo fatto con i fratelli Borella, che so che in questo periodo stanno collaborando anche con voi, e appunto dando la nostra partnership nel cosiddetto progetto della panchina dell'amore, che va da Tarvisio, anzi da Villac, passando per Tarvisio, Povoletto, Udine, Martignacco, per arrivare sino a Verona, appunto. Ecco, questo percorso della panchina dell'amore serve proprio per creare una rete di networking, una rete manageriale di imprenditoria locale che può portare tranquillamente un indotto lavorativo, come? Attraverso le strutture ricettive. Se ci sono agriturismi, se ci sono degli hotel, se ci sono delle sale convegnistiche, se ci sono delle iniziative, se ci sono delle iniziative teatrali, culturali, musicali che si riallacciano alla nostra storia, e ci sono state, come a Rivignano Teor, come a Cividale, come a Udine, ecco, queste creano poi opportunità di lavoro, perché fai lavorare compagnie teatrali, fai lavorare gruppi musicali, fai lavorare gli storici, le guide turistiche, gli accompagnatori turistici, voglio dire, e le agenzie turistiche. Ma io mi permetterei di dire anche l'artigianato locale, l'enogastronomia locale, perché voglio dire è una bella spinta anche per loro, perché comunque questo tipo di percorso ti permette di far conoscere in toto una realtà, un posto, un comune, un luogo. Certo, pensi anche noi adesso stiamo allestendo dei prototipi, delle idee per i gadget che possono sì essere regalati ma anche essere messi in vendita. Lei lo sa la maggior parte degli introiti di Verona da dove arriva? Beh, certo. Oltre che dalle strutture ricettive, ecco, proprio dalla vendita dei gadget. Allora, ecco,
ripeto, a Verona lasciamo il mito e tutto il suo indotto lavorativo che nessuno di noi potrà mai sottrarre, ma il Friuli deve riappropriarsi assolutamente della vera storia, perché nella novella originale scritta da Luigi da Porto, Giulietta e Romeo sono chiamati così proprio da Luigi da Porto, che quindi fa una novella autobiografica sostanzialmente. Quindi poi Shakespeare, attraverso altri autori, riprenderà il noto drammaturgo inglese, che poi sta emergendo negli ultimi anni, che addirittura pare che sia addirittura di origine siciliana, ma questo è un altro discorso. Comunque questo grande drammaturgo inglese William Shakespeare, per adesso per noi è questo, prese per il tramite di altri autori la vera storia di Giulietta e Romeo, che comunque era già ambientata qua, era stata scritta in Friuli, ma ambientata già all'epoca a Verona, quindi non aveva fatto nulla di nuovo William Shakespeare se non adattarla al teatro. Ecco, noi questo dobbiamo soltanto specificare e creare poi appunto la comunicazione, che è fondamentale. Quando noi un anno fa di questi tempi, in piena pandemia, abbiamo fatto la conferenza stampa, abbiamo subito detto: a Verona il mito, al Friuli la vera storia. E questo è molto bello. E anche emozionante, devo dire, no? Perché chi ci ascolterà magari queste cose non le sa, è invitato magari ad informarsi, ad andare a leggere. Tra l'altro il dottor Comelli ha fatto anche un libro su questo, molto bello, che nel dettaglio parla proprio di questa storia, delle origini, della genesi, e da friulani sarebbe giusto che tutti sapessero e si informassero. Io adesso invece le chiederei di parlare del circolo culturale quintino, perché anche questo a livello di cultura economia e finanza peso. vanno d'accordo, Esatto. perché Quintino Sella fu qui in Friuli per 3 mesi commissario straordinario per il Regno all'indomani dell'annessione del Friuli al Regno d'Italia, e fu mandato dal re del tempo furono commissariate queste terre, giustamente, e vennero mandate sì le truppe del Regio Esercito Italiano, ma anche il commissario Quintino Sella, che è stato poi anche un grande ministro delle finanze, personaggio che in soli 3 mesi qui ha avviato le prime bonifiche, ha fatto avviare vari istituti tecnici commerciali all'epoca, ha avviato la costituzione delle casse di risparmio in Friuli, delle società le società operaie di mutuo soccorso e istruzione di Udine, Pordenone e Cividale del Friuli. Ecco, perché il Circolo Culturale Quintino Sella è interessato a economia e cultura? Perché in questi anni, dal 2013 in poi, è una libera aggregazione, tra l'altro il Circolo Culturale Quintino Sella ha avuto come ospiti sia relatori nazionali che locali, che hanno spesso affrontato la questione come il rapporto economia e cultura debba essere collegato alla territorialità del nostro paese Italia e alla territorialità della nostra patria del Friuli. E quindi il Friuli è una terra transfrontaliera, da secoli si arricchisce del patrimonio, no, culturale delle genti che lo hanno invaso, delle genti indigene, in una commistione di patrimoni che è un unicum, no? Noi abbiamo il tedesco, lo sloveno, il friulano, la lingua italiana, no? In pochi chilometri quadrati abbiamo un microcosmo dell'Europa. Non bisogna andare chissà dove, la vera Europa è qui, è il microcosmo del Friuli che rappresenta, se noi guardiamo la geopolitica della nostra Europa, compresa l'Europa dell'Est, il Friuli è un ponte, è un crocevia della cultura mitteleuropea, e dobbiamo investire nella cultura di queste 4 lingue presenti. Ecco, e mi viene da pensare che mai come in un periodo come quello che stiamo vivendo, con la pandemia così duro, così terribile, che ci ha costretti a rivedere un po' le nostre vite, chiusi in casa, rinchiusi,
E però in questa chiusura abbiamo forse aperto gli occhi in modo diverso. Ci siamo guardati intorno, abbiamo visto che abbiamo una regione meravigliosa, che abbiamo tante cose che forse prima guardavamo di sfuggita, adesso le guardiamo con più attenzione e possiamo anche goderne. Ecco, godere della cultura, dell'arte, io credo che poche cose siano così belle, no? E mi viene da chiederle proprio questo contraccolpo così duro che ha subito la cultura, perché prima lei citava il discorso appunto degli artisti, degli attori, dei teatri, cioè io ricordo una mia intervista l'anno scorso al presidente del teatro Giovanni da Udine, che ho voluto proprio farla in questo teatro freddo, vuoto, che dava proprio questo senso, no? Eravamo a pochi giorni da un'altra chiusura ed è stata dura, eh? Ci Sì. siamo emozionati tutti e due, sia io che lui, e tuttora a ripensarci mi vengono i brividi. Allora, passerà? Come è andata e come sarà, secondo lei? L'amico Gianni Nistri, presidente del teatro Giovanni da Udine, ha fatto un grande lavoro, ha avuto anche delle buone idee. È comunque difficile perché se al teatro poi uniamo anche il cinema, le sale cinematografiche. Sì, scusa, io ho detto teatro per Certo. citarne uno, però appunto Le sale non cinematografiche, dimentichiamo i musicisti, le discoteche, tutti gli altri artisti, le sale da certo. ballo, ecco. Certo. Io intanto va la mia solidarietà dal punto di vista umano e da ex addetto ai lavori, in quanto in passato anch'io mi occupavo di queste cose. È ovvio che in questo momento lo stato di emergenza arriverà sino al 31 marzo. Io auspico vivamente, mi rivolgo alle autorità sia regionali che nazionali, che i prossimi decreti non vengano fatti dal giorno alla notte, dalla notte al giorno, scusate, ma vengano prese con anticipo e in modo che le fondazioni a capo dei teatri, le fondazioni a capo di molti conservatori, gli operatori commerciali dei cinema, eccetera, eccetera, delle discoteche, abbiano anche il tempo di riprogrammare e di riassumere il personale. Perché se tu mi fai un decreto, legge, dall'oggi al domani, e non hai neanche il tempo di pianificare le assunzioni anche a tempo determinato, perché sappiamo che molte di queste discoteche, sale cinematografiche, pensiamo ai posti di montagna o di balneari del mare, sono lavori stagionali, magari anche ben retribuiti, ma i contratti vanno fatti in precedenza e bisogna anche selezionare, quindi non si può arrivare sempre a ridosso delle stagioni. Io mi auguro che la prossima primavera che arriverà, ecco, il governo che attualmente è in carica, il Presidente del Consiglio Draghi, possa per tempo programmare al personale, i grandi dirigenti nazionali che possono, sentite le associazioni di categoria, perché dalle sale cinematografiche agli operatori delle discoteche, a tutta questa congerie di categorie, hanno dei loro rappresentanti associativi nazionali, no? Oltre alla Camera di Commercio, eccetera, eccetera. Quindi ci sono gli interlocutori per poter arrivare a dei decreti leggi compartecipati, non trovarsi di fronte a situazioni de facto che poi rendono difficile anche la ripresa, perché la ripresa ci sarà, però poi nel frattempo purtroppo ci sono morti e feriti da ogni punto di vista, anche economico, finanziario. Ecco, circa 2 settimane fa c'è stata la Fiera della Cultura e della Creatività, l'Ente Fiera, a cui lei ha partecipato con le sue associazioni. Ecco, un'iniziativa di questo tipo, che spunti le ha dato? Che cosa le ha lasciato? Beh, è stata una bella iniziativa, era la prima edizione di questa fiera regionale della cultura e della creatività che si è svolta appunto all'Ente Fiera, organizzato dall'Ente Fiera di Pordenone con la regione, con la direzione cultura, eccetera. È stata un'interessante esperienza dove finalmente associazioni, imprese si sono conosciute intanto, perché il problema è anche la conoscenza degli operatori. Chi conosce quali enti, quali associazioni, quali manager culturali ci siano? Il problema dell'Italia non è la sostanza c'è. È il problema di avere, per esempio, quando si creano delle reti di impresa, e avere, si dice, un manager di rete, cioè una persona a capo
inter pares che possa coordinare e tirare le fila. Ci deve essere una, due persone che facciano manager d'impresa. Per fare questo ci vogliono qualità, esperienze. Tu puoi essere presidente di un'associazione, il manager di un ente privato, non fa niente. Si fa una filiera, una rete, come è successo in alcuni casi di matching che abbiamo fatto in questa fiera di Pordenone, molto interessanti, perché come io con le mie associazioni abbiamo chiesto dei dialoghi, si chiamano matching, altrettanto siamo stati richiesti da alcune agenzie di Roma o della Lombardia, ci volevano conoscere qual era questa attività di questo comitato internazionale di Giulietta Romeo, per esempio. Ecco, allora, conoscendosi c'è anche un interscambio di informazioni. Dopo questo passo, però, ecco, gli enti, in questo caso la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, deve saper creare dei ponti, deve informare il mondo associativo, i manager, le reti temporanee d'impresa di che cosa? Delle varie possibilità economiche che ci sono con bandi regionali, con i bandi europei, con i bandi anche comunali. Ci sono tutta una gradualità di bandi ai quali però bisogna partecipare in rete. Ormai è impensabile che il Circolo Culturale Quintino Sella o ICRAIF, il nostro International Committee, partecipino da soli. Bisogna creare delle reti in sinergia, mettere un capofila, e però poi gli enti pubblici devono facilitarci nel presentare questi progetti. Ecco, io chiedo che la tempistica sia a volte un po' più lunga del previsto, perché a volte ci si ritrova solo in 20-30 giorni a dover mettere su dei progetti dove poi noi che siamo già organizzati ce la facciamo, altri che hanno qualità ma non hanno magari le stesse strutture e i tempi a disposizione rischiano di non presentare dei bei progetti. E difatti quando si fa rete poi ne beneficiano tutti, le associazioni in primis, ma soprattutto il territorio che ne ha bisogno. Io ringrazio il dottor Falcone di essere stato ospite qui con noi, grazie. E ringrazio i nostri ascoltatori, vi ricordo che avete seguito la trasmissione a tu per tu sulla web tv Esploreama, che stiamo trasmettendo dal nostro record space di Città Fiera, e in attesa della prossima puntata vi auguro un buon proseguimento. Grazie a tutti per averci seguito.